visto una bella partita sia da parte nostra che da parte del Misilmeri, una partita agonisticamente bella, certi aspetti cattiva agonisticamente, dico è un derby quindi ci può stare. Sul fatto d'attacco punta centrale lavoriamo, ci stiamo lavorando tanto in ogni reparto, magari il reparto offensivo cerchiamo di lavorarci di più, ma di qui all'inizio del campionato speriamo di farci trovare pronti subito domenica con la Palmonval per cercare di fare una buona partita e un buon risultato a Palermo. Loro essendo in 10, noi dovevamo recuperare 2 gol, allora ho tentato la carta di una seconda punta, oltre 2 esterni, quindi metterci a 4 là davanti per cercare almeno di fare un gol per accendere un po' la speranza di questa qualificazione. Per questo è stato, non per demerito magari di chi ha giocato là davanti, anzi posso dire che chi ha giocato là davanti ha dato l'anima e quindi già questo è un buon inizio, cercare anche se non è il proprio ruolo ma cercare di farlo al massimo, già questo mi consola sul fatto che chi ha giocato lì ha dato tutto. Roberto si è aggregato con noi, fa parte di questo gruppo, è un ragazzo solare, quindi sta bene, è benissimo abbinato al nostro gruppo, quindi è stata una scelta buona, quindi sta con noi tutto l'anno e sono contento di questo. Io ero lontano, a quanto ho capito forse c'è stata una manata su Mariano Arusa e quindi l'arbitro che era più vicino l'ha vista sicuramente meglio di me. Io la interpreto così da 50 metri dal lato opposto, sicuramente sarà stata questa la manata su Mariano. Lì andiamo a trovare una squadra veramente, dicono molti che non è attrezzata, io invece secondo me andiamo a trovare veramente, conoscendo il mister e anche di loro, la società, la Palmonval, una squadra veramente agguerrita, specialmente diciamo che affronta la prima dentro casa e affronta una squadra dove si lotterà per la salvezza, quindi secondo me andiamo a trovare veramente sarà veramente una partita veramente difficile. Sono stati 2 tempi, un primo tempo a Misilmeri dove la squadra si muoveva benino, si muoveva a tratti, oggi invece è stato più costante, ci muovevamo bene, abbiamo creato 2 o 3 occasioni importanti, la squadra la vedo sul pezzo, quindi mi consolo anche se abbiamo perso con un gol, una magia, un gol sotto l'incrocio, mi consolo sul fatto che la squadra ha dato tutto, ha dato veramente l'anima e tutto per cercare di ribaltare, questo mi consola, e i ragazzi danno il 100% in campo.